Comandante, un bilancio di fine anno dell'attività della Capitaneria della Guardia Costiera con la presentazione anche del calendario e i dettagli dell'operazione Atlantide, insomma una conferenza stampa ricca di eventi che avete illustrato. Sì, siamo particolarmente soddisfatti di quello che è stato l'esito della nostra attività espletata tutto l'anno. E sicuramente l'esito anche di questa operazione Atlantide posta in essere a seguito delle disposizioni ricevute dal nostro comando generale sotto il coordinamento della direzione marittima del mare della Sicilia occidentale. L'operazione Atlantide quest'anno ci ha dato dei risultati particolarmente significativi. Abbiamo sottoposto a sequestro oltre 17.000 kg di prodotto ittico. Di questa attività un intervento particolare è stato quello, nell'ambito di questa attività un intervento particolare è stato quello che ci ha visto impegnati nel controllo di un impianto di confezionamento, distribuzione di prodotto ittico, nell'ambito del quale abbiamo riscontrato delle irregolarità gravi che hanno determinato il sequestro di oltre 14 tonnellate di prodotto confezionato ma non regolarmente e adeguatamente etichettato per essere messo in commercio per il successivo consumo. Il vostro è anche un lavoro che effettuate nel territorio, avete anche fatto dei controlli a un'azienda che produce olio per lo scarico, diciamo, irregolare dei rifiuti, insomma guardate anche alla depurazione. Sì, la nostra attività a tutela ambientale intesa a 360 gradi ci vede impegnati appunto a tutela dell'ambiente marino con i controlli operati nell'ambito del settore della pesca e dell'attività di pesca, ma anche dell'ambiente marino nell'ambito del contrasto agli abusi demaniali, nell'ambito del contrasto dell'attività di gestione e abbandono di rifiuti che si esplicano e si estrinsecano in maniera particolare nell'ambito del territorio costiero, e anche nel controllo degli scarichi operati abusivamente sui corsi d'acqua. Nel caso specifico sì, abbiamo effettuato un'attività di controllo presso alcune aziende di produzione dell'olio di oliva e nell'ambito di questi controlli abbiamo riscontrato una gestione illecita dello scarico delle acque di vegetazione e questo ci ha portato poi al sequestro del terreno nel quale veniva operato questo scarico abusivo. Anche la presentazione di un calendario il cui ricavato andrà a opere di beneficenza. Sì, come ogni anno il calendario della Guardia Costiera viene stampato dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e poi viene messo in commercio e il ricavato della vendita viene devoluto integralmente all'Unicef.